Provenienti da tutta la Sicilia si sono riuniti a Caltanissetta i volontari del progetto Tartarughe WWF nei locali della Casa delle Culture e del Volontariato. Quest'anno, il 2023, è stato un anno eccezionale in quanto a nidi curati dal WWF ben 145, alla nascita di tartarughine oltre 6.000. A salutare i lavori è stato lo stesso presidente nazionale Luciano Di Tizio, che si è detto fiero del lavoro svolto da tanti e tanti volontari che si sono spesi per la salvaguardia di questa specie bandiera, la tartaruga marina caretta caretta, di cui tanto si parla per introdurre al tema della salvaguardia della biodiversità nel nostro pianeta. Il delegato regionale del WWF Italia, Ciulla, ha seguito i lavori, ha salutato i volontari ringraziandoli per il prezioso lavoro svolto. Il responsabile del progetto nazionale, Luigi Agresti, per l'intera durata della riunione è rimasto collegato da remoto, intervenendo puntualmente, ritenendo preziosa l'opera di confronto per ottimizzare l'azione di coordinamento delle attività. Il quadro del progetto Tartarughe WWF in Sicilia è stato esposto da Leona Prato, monumentale figura per tutti i volontari della Sicilia, la quale ha trasmesso entusiasmo necessario a coinvolgere e fare crescere i territori interessati dalle nidificazioni. I lavori sono stati coordinati da Giuseppe Mazzotta, presidente della zona mediterranea della Sicilia, che insieme a Barbara Maifreni e Giorgio De Simone hanno raccontato quanto si fa con le organizzazioni aggregate del territorio, dei volontari che in Sicilia sono 5. Mediterranea, nord-occidentale, nord-orientale, sud-orientale e centrale. Tanti sono stati gli interventi dei volontari, quali Loredana Pecoraro, Fabio Mazzotta, Davide Bonaviri, Marinella Parisi, Stefania Di Grazia, Raimondo Pennino e Andrea Zappalà. Le linee guida con tanto di indicazioni operative sono state approfondite da Francesco Palazzo, mentre Giuseppe Palillo, dipendente del WWF presso la riserva di Torre Salsa, ha esposto una relazione preparata dal direttore Alessandro Salemi sullo stato di salute delle riserve gestite proprio dal WWF in Sicilia in rapporto al progetto Tartarughe WWF. L'utilità di questi incontri di aggiornamento e di formazione è stata rimarcata da tutti i partecipanti, che hanno perfettamente interpretato il grande valore e spirito che anima l'essere volontari per natura nel WWF.